tutti! Oggi il nostro tour inizia proprio da qui, dalla città di Preganziol. Le prime tracce della presenza umana in questo territorio risalgono all'epoca romana. Questa città è importante per le vie di comunicazione presenti. Inoltre è importante ricordare il ruolo della Chiesa, che era davvero predominante. Il primo riferimento lo possiamo trovare nella bolla che Papa Alessandro III ha fatto per donare la chiesa locale. Inoltre Preganziol inizialmente veniva chiamata Prato Ganziol per l'enorme distesa di fauna e flora. Preganziol è nota anche per l'unione con la Serenissima e l'importanza delle ville, dove i nobili veneziani trascorrevano le loro giornate tra relax e svago. Nel 1700 la vita dei preganziolesi veniva divisa tra persone borghesi e contadini. Le persone borghesi vivevano nelle ville che tuttora ci sono ancora, mentre i contadini nelle case rurali vivevano per la loro sopravvivenza. Tutte queste testimonianze si possono trovare nella fornita biblioteca. Immaginate una fattoria con i suoi padroni animali che dopo un restauro da parte dell'amministrazione comunale sia diventata fornitrice di alimento per la nostra mente. Ma di cosa stiamo parlando? Della biblioteca della città, naturalmente, che nacque nel 1900 come edificio agricolo. Inizialmente l'edificio veniva chiamato Casa Micheletto. Successivamente fu acquisito dall'amministrazione comunale del comune di Preganziol e adibita a servizio pubblico. La biblioteca mette a disposizione alcuni spazi per ospitare mostre d'arte temporanee. Essa contiene circa 25.000 volumi. Dopo il restauro si è cercato di mantenere le caratteristiche della struttura rurale. Venite a scegliere il vostro libro. Ora ci troviamo nell'ex Villa Ego, ora si chiama Villa Marcello, situata in via Schiavonia, che fa riferimento agli Schiavoni, abitanti della Dalmazia, chiamati così dai veneziani. Nel Settecento questa villa divenne una casa di villeggiatura, mentre inizialmente veniva utilizzata come casino di caccia. Appartenne alla famiglia Grassi, poi successivamente ad Elia Cazzaiti, che era il direttore della Zecca di Venezia, e successivamente tramite matrimoni nobiliari passò ad Elisabetta Galvani Donigo, dalla quale deriva il nome Ego. Troviamo statue, affreschi di epoca neoclassica, un oratorio e giardino all'italiana, abbandonata dopo la seconda guerra mondiale e ripresa nel 96. Ciao a tutti, oggi siamo pronti a scoprire tantissimi percorsi storici ma anche naturalistici. Come potete vedere ci troviamo davanti al Santuario delle Grazie, costruito nel 1609 dalla famiglia Contarini. Il santuario successivamente è stato confiscato da Papa Clemente IX per donarlo alla Repubblica di Venezia, però fortunatamente è stato acquistato successivamente da una famiglia nobile veneziana, quella degli Albruzzi. Una cosa particolare del santuario è proprio il soffitto, che è stato completamente affrescato da Giambattista Carrer, famoso affreschista e pittore veneziano. Cosimo, bellissimo questo santuario. Adesso che abbiamo sentito un po' di storia, vediamo se le nostre colleghe hanno già iniziato i vari giri ciclabili che partono proprio qui da Preganziol. Fare un giro in bici è uno dei modi migliori per assaporare la natura nei dintorni di Preganziol. Guarda che bei posti che ci sono, che bei paesaggi, vedi Michela? Pensa che proprio dal centro di Preganziol partono un sacco di percorsi ciclabili che vanno verso il mare o la montagna. So che ne hai fatto qualcuno. Io sì, ho provato a fare questo percorso che costeggia fiumi e parchi. È un percorso che dura circa 3,45 ore per un totale di 57 km e mezzo, ma ce ne sono molti altri, molti più lunghi, altri un po' più corti e più semplici. Ciao ragazzi, voglio presentarvi un altro percorso che si chiama il Cimitero dei Burci e passa anche per il Santuario delle Grazie. È un percorso molto facile che è percorribile anche dai più piccini. È lungo 28 km ed è percorribile in circa un'oretta e mezza. È un'ottima idea per disconnettersi dalla tecnologia e immergersi nella natura. Ah Ionella, tu non sai quante volte io ho fatto questo percorso con i miei amici in bici. Delle volte, se siamo nella giornata giusta, riusciamo ad arrivare fino a Jesolo. Sono proprio davanti al centro comunale di Preganziol. A pochi metri da qua inizia uno dei percorsi più difficili e anche più lunghi del territorio.
lo Stradone del Bosco. In media, con le sue 4 ore e un quarto di percorrenza, presenta delle tappe fondamentali, tra le quali c'è la chiesa di Santa Maria della Vittoria, fatta edificare nel 1923 da Mons Andrea Giacinto Longhin. Una delle tappe ciclistiche più importanti è il monumento al generale Pennella, famoso durante la Prima Guerra Mondiale. Poco prima di giungere al punto d'arrivo, che è sempre qui in centro a Preganziol, c'è una delle tappe ricordo dell'epoca rinascimentale, Porta Santi 40. Vi abbiamo portato all'esplorazione dei percorsi ciclabili che partono da Preganziol alla scoperta del Veneto, dai più semplici ai quelli più difficili per i ciclisti più esperti. Vi invitiamo quindi a venire a scoprire questi luoghi immersi tra natura e storia in compagnia della vostra bicicletta, ma anche non, e portatevi qualche compagno di avventura. Ciao! Lucrezia, ho sentito parlare di questo itinerario dei percorsi di un popolo rurale. Sì, Elisabetta, è quello che stiamo percorrendo di Parco Sambuco, che si trova nel cuore di Preganziol, un'area verdeggiante e rigogliosa che viene definita il polmone verde. L'avresti mai detto? No, non lo sapevo, ma posso dirti di più. Il nome del Parco Sambuco prende onore dalle piante che nascono e circondano la pista ciclabile lunga 13 km. Ora ti porto. Esatto ragazze, ed è anche molto bello da percorrere in bici perché è adatto a tutte le età. Durante il tragitto possiamo trovare dei punti adibiti alla sosta con panchine e bacheche come queste con cartelloni che spiegano la storia agraria di Preganziol. Oltre alla cartellonistica tematica e didattica riguardante il paesaggio agrario, le funzioni delle siepi, le principali piante e gli animali presenti nel territorio, ci sono punti attrezzati per l'osservazione naturalistica. Prende il nome di Sambuco anche la villa che ospita noi Miss in questi 4 giorni di reality. Durante i lavori di ristrutturazione l'albergatore Marco Bertozzi ha voluto mantenere la storicità della villa, valorizzandone ogni singolo dettaglio architettonico, decorazione e arredo. Ed eccoci qui, dopo una lunga biciclettata siamo arrivati dal Parco Sambuco all'azienda agricola di Cadonadel, vicinissima a Preganziol, nata nel 1815, un'azienda a conduzione familiare. L'azienda oggi viene riconosciuta ufficialmente dalla Regione Veneto come fonte di qualità e sicurezza, grazie anche alle eccellenze del Consorzio Sigillo Italiano e dei prodotti caseari. Giorgia, lo sapevi che una delle caratteristiche fondamentali per Cadonadel è proprio l'attenzione per la sostenibilità, ma non solo, anche per le comunità locali? Motivo per il quale hanno un'attenzione particolare per l'alimentazione di questi animali. È una cosa importantissima perché la loro alimentazione si riflette anche sul cibo che poi troveremo sulle nostre tavole, che è sicuramente di qualità. Infatti, come dice il loro slogan, i sogni sono fatti di azioni. Ecco perché è importante per il nostro futuro rispettare l'ambiente e tutelarlo. Ma lo sai che l'azienda apre le porte anche al pubblico? Con la fattoria didattica Campo a Tavola è possibile partecipare a visite guidate, laboratori o addirittura giornate a tema, dando da mangiare ai vitellini. Qui sicuramente non ci si annoia, è un'ottima esperienza per scuole, bambini e soprattutto famiglie. Dopo un bel giro in bicicletta, questo era proprio quello che ci voleva. Esiste un posto tra Treviso e Venezia dove l'aria fresca delle Dolomiti si sposa con una terra che fu mare. Questo posto si chiama Preganziol. È qui che Marco e Nicola hanno creato Barollo Winery. Questa terra porta con sé una lunga tradizione familiare, un mix tra cultura e passione del proprio territorio. Il clima e la composizione della terra danno così un sapore ai vini. La caratteristica principale sono i loro vigneti, coltivati con cura e passione. La raccolta è manuale e la pressatura molto lenta. Questi grappoli rosso intenso daranno vita al Franc e verrà fatto affinare in barrique di rovere francese.
I vigneti dell'azienda Barollo si estendono per circa 50 ettari e la raccolta viene effettuata nel mese di settembre. Questo metodo è utilizzato da oltre 20 anni. I vini della cantina sono conosciuti in tutta Europa per le loro unicità e propongono una varietà di vini con metodo classico, bianchi o vini rossi. Qui in cantina si organizzano tantissimi tour guidati e degustazioni. Matilde, che dici? Ci prepariamo per l'anno prossimo? Ben arrivati alla 14ª edizione di Miss Venice Beach, in questa fantastica location che ci fa sognare, un sogno che è iniziato i primi di luglio per le nostre concorrenti, in 31 hanno passato la selezione e sono arrivate all'Academy di Miss Venice Beach e questa sera cercheranno di dare il massimo per portare a casa l'ambita corona di Miss Venice Beach 2024, realizzata per l'occasione da Murrina Murano Venezia, un'opera unica in cristalli di vetro e argento, abbinata allo scettro in vetro di Murano artistico realizzato da Gabriele Urban della Fornasotta, quindi insomma un premio d'eccezione che poi tutte le Miss dal 2012 ad oggi e nel futuro porteranno nel loro cuore e terranno sempre con loro. Adesso sì che possiamo partire. La prima concorrente di questa serata, Camilla Mormile, 1,65 m, 20 anni, di Tombolo, del segno del leone, ama la fotografia ma fa anche tanto sport. Numero 2, Ajar Brusadin, 1,65 m, 16 anni, arriva da Treviso, è del segno dello scorpione, ama fare sport ed è una giocatrice di rugby. Numero 3, Ionelia Monica, 1,65 m, 22 anni, arriva da Ramuscello in provincia di Udine, del segno della bilancia, e di lei ci dice che ama studiare. Numero 4, Anna Niero, 1,67 m, 18 anni, arriva da Dolo e del segno del toro, è una persona sensibile e ama fare ginnastica artistica. Numero 5, Irene Bullado, 1,67 m, 16 anni, di Campagna Luppia, è una persona che ama sfilare e divertirsi con gli amici ed è del segno della Vergine. Numero 6, Greta Donaggio, 1,67 m, 20 anni, arriva da Milano, del segno dell'Acquario e lei è un'appassionata di danza classica. Numero 7, Matilde Marcon, 1,68 m, 19 anni, da Istrana, del segno del Leone ed è brava nello sport. In quale? In tutti. Numero 8, Virginia Poppi, 1,68 m, 18 anni, di Piazzola sul Brenta, del segno della Bilancia, sa cantare ma si vergogna a farlo. Numero 9, Jasmine Longhi, 1,70 m, 19 anni, Santa Maria di Sala, del segno del Toro, ama fare palestra, cucinare e andare a spasso con i suoi animali. Numero 10, Anna Giona, 1,70 m, 20 anni, da Sant'Urbano, del segno dello Scorpione, le piacciono il ballo e la recitazione. Numero 11, Sofia Capo, 1,70 m, 17 anni, Casale sul Sile, del segno della Bilancia, ama i bambini e la pallavolo. Numero 12, Carlotta Zegna, 1,70 m, 16 anni, di Camponogara, del segno del Scorpione, ama ballare e mangiare e questo lo posso confermare. Numero 13, Michela Zampieron, 1,70 m, 19 anni, arriva da Valdagno, è del segno del Toro e ama studiare la moda perché vorrà diventare una stilista. Numero 14, Martina Verderame, 1,72 m, 17 anni, arriva da Torino, del segno dell'Ariete e nelle sue corde la danza classica e il tip tap.
Numero 15, Alessia Alberti, 1,72 m, 25 anni, di Venezia, del segno del Capricorno, nella sua vita lo sport per il nuoto e la palestra. Numero 16, Beatrice Russo, 1,72 m, 18 anni, Vallà di Riese Pio X, del Sagittario. Lei suona il violoncello ma balla l'hip hop. Numero 17, Emma Paolino, 1,72 m, 19 anni, arriva da Dignano, nel segno del Leone, ama fare la zumba e anche l'uncinetto. Numero 18, Lucrezia Gigliodoro, 1,73 m, 16 anni, di Treviso, del segno dello Scorpione, ama i bambini e viaggiare. Numero 19, 1,75 m, 18 anni, arriva da Conselve ed è del segno dei pesci. Lei ama fare un sacco di sport, ma il suo preferito è la pole dance. Numero 20, Vittoria Zattera, 1,75 m, 19 anni, di Lugo di V, del segno dei pesci, e di lei ci racconta che è una persona molto sportiva. Numero 21, Giorgia Giaciglio, 1,75 m, 21 anni, di Ceggia, del segno dell'Ariete, ama disegnare e cucire degli abiti. Numero 22, Maddalena Rossi, 1,75 m, 15 anni, arriva da Dolo, è del segno del Capricorno e nelle sue corde il pattinaggio artistico a rotelle. Numero 23, Perla Brusadin, 1,75 m, 28 anni, di Mestre, del segno della Bilancia, ama stare con i suoi 3 figli. Numero 24, Darina Ivanez, 1,75 m, 19 anni, di Valdagno, del segno dell'Ariete, e lei ama sfilare più di ogni altra cosa. Numero 25, Cosima Cassina, 1,75 m, 17 anni, di Mestre, del segno del Sagittario, gioca a tennis e ama recitare. Numero 26, Elisabetta Bertolo, 1,76 m, 18 anni, Santa Giustina in Colle, del segno dell'Ariete, e le piace viaggiare perché è una gran sognatrice. Numero 27, Daisy Dalbò, 1,76 m, 19 anni, di Massanzago, del segno dei pesci, e il suo sport è praticare motocross. Numero 28, Elisabetta Rossi, 1,76 m, 17 anni, di Cadoneghe, del Toro, e ama fare sport, anche per lei qualsiasi sport. Numero 29, Melissa Besleaga, 1,76 m, 16 anni, di Dolo, del segno del Sagittario, è una persona vivace e che ama viaggiare. Numero 30, Annabel Pesce, 1,76 m, 21 anni, di Montemerlo, è del segno dell'Ariete e lei ama la mitologia greca e anche le tecniche di Talea in giardino. Numero 31, Benedetta Kovacevic, 1,78 m, 17 anni, di Tiene, è del segno dello Scorpione e ama fare sport, ma forse un po' di più sfilare. E siamo pronti per proseguire con lo show di Leonardo Gioielli, che rappresenta l'eleganza senza tempo dei migliori amici di una donna. I preziosi gioielli dalle firme internazionali che potete trovare assieme a delle collezioni esclusive e personalizzate nelle 2 gioiellerie di Mestre da oltre 40 anni. Bravissime ragazze, complimenti!
Adesso sul palco un nuovo vincitore. Miss Venice Beach non premia solo le ragazze, premia anche i fotografi, premia anche i cantanti. È un talent show a 360 gradi e in questo caso con 2 sigarette ha vinto Davide Muratore. Grazie. Scusa se a volte piango, ma di notte resto con un sogno che adesso si è infranto in questo nostro ritorno. Troppe volte rimango solo in quel nostro posto a fumare 2 sigarette per non dimenticare mai, a fumare qui da solo sperando che tu tornerai. E resto in silenzio, ma tanto tu te ne andrai. E resto qui fermo mentre tu piangerai. E scusa se non sono felice, ma se stai male non mi va. Io vorrei solo vivere e mi chiedo come si fa. Complimenti Davide! Tutto il prossimo anno sarai in tour con noi, con i tuoi brani, le tue canzoni, ma soprattutto dovrai fare una nuova sigla per Miss Venice Beach. Quindi mettiti già all'opera perché noi la vogliamo bella frizzante, il tormentone dell'estate. Assolutamente. Ci vediamo più tardi. Grazie Davide. Grazie. Iniziamo con il voto di portamento. Sfileranno con la moda di Toubiat Abbigliamento, leader del settore da oltre 50 anni, che vi presenta le nuove collezioni con i migliori brand del momento, il non plus ultra di quello che vogliamo nei nostri armadi. You know I've been crying since the night with you. I tell I'm alright, but there's no fake or truth. Wish you call me when I'm in the night alone, but you never can, and I love it. Ritorniamo a noi con giurati, il voto di posa fotografica. Le nostre ragazze sfileranno con le creazioni in vetro artistico di Murina Murano Gioielli che raccontano la maestria dei maestri vetrai veneziani, abbinati all'eleganza della gioielleria. Presenteremo poi anche le collezioni artistiche delle borse BGHY realizzate a mano in Italia con i migliori tessuti e pellami esotici per una donna che ama accessori esclusivi e unici. Signore e signori, lo possiamo dire, il dado è tratto perché abbiamo finito le prove di votazione per le nostre concorrenti. Qui c'è la busta, sappiamo chi ha vinto, ma prima però vorrei
chiamare tutte le nostre concorrenti. Numero 1 Camilla Mormile, numero 2 Ajar Brusadin, numero 3 Ionelia Monica, numero 4 Anna Niero, numero 5 Irene Bullado, numero 6 Greta Donaggio, numero 7 Matilde Marconna, numero 8 Virginia Poppi, numero 9 Jasmine Longhi, numero 10 Anna Giona, numero 11 Sofia Capo, numero 12 Carlotta Zegna, 13 Michela Zampieron, 14 Martina Verderame, 15 Alessia Alberti, 16 Beatrice Russo, 17 Emma Paolino, 18 Lucrezia Gigliodoro, 19 Gloria Martin, 20 Vittoria Zattera, 21 Giorgia Giaciglio, 22 Maddalena Rossi, numero 23 Perla Brusadin, numero 24 Darina Ivanet, numero 25 Cosima Cassina, 26 Elisabetta Bertolo, 27 Daisy Dalbò, 28 Elisabetta Rossi, 29 Melissa Besleaga, 30 Annabel Pesce, 31 Benedetta Kovacevic. Vince la fascia dei Miss Pescaori la numero 30 Annabel Pesce. A stare fermi, balliamo stretti. Vince la fascia di Miss PGK la numero 31 Benedetta Kovacevic. Come il mare in Salento, ma dimmi. Vince la fascia di Miss Murrina Murano Venezia la Miss con il numero 22 Maddalena Rossi. Pensandoci mi mandi in estasi. Vince la fascia di Miss My Son la numero 21 Giorgia Giaciglio. Mi mandi in estasi, sei la mia Miss. Vince la fascia di Miss Radio Wow la numero 25 Cosima Cassina. Tu che perdi l'infradito sulla sabbia. Vince la fascia di Miss Focenza la numero 5 Irene Bullado. E voglio perdermi in mezzo a... Vince la fascia di Miss Consorzio Sigillo Italiano la numero 14 Martina Verderame. Quando capita lo sai perché mi immagino. Vince la fascia di Miss Leonardo Gioielli Carlotta Zegna la numero 12. Ma tu lo sai perché mi immagino già te. Vince la fascia di Miss Ewa Sport and Spa la numero 11 Sofia Capo. Mi mandi in estasi, sei la mia Miss. Vince l'edizione 14 di Miss Venice Beach 2024 la numero 19 Gloria Martin. Mi mandi in estasi e non lo so cos'è, ma è sempre colpa tua e lo sai perché mi immagino già te nell'atelier e ancora pensandoci mi mandi in estasi, sei la mia Miss. Sono solo canzoni ma... Grazie a tutti, ci vediamo il prossimo anno se vi va. Seguiteci sui nostri social, sul sito internet e in tutte le nostre attività. Ciao! E ancora una volta tu guardami, balla con me.